Maria Bernadette Ferriello e oggi vi parlerò di Versace. Uno dei brand che ha rivoluzionato non solo il mondo della moda sulle passerelle tramite i suoi design, ma anche quello della comunicazione nella moda. Infatti, grazie a Versace, le modelle non sono più semplici mannequin, ma delle vere e proprie performer sulla passerella, le top model. Versace nasce e cresce respirando aria di famiglia. Infatti Gianni Versace impara a cucire dalla madre nella loro boutique di famiglia a Reggio Calabria. Nel 1972 però Gianni Versace decide di spostarsi dalla Calabria a Milano, dove farà una sua prima collaborazione con Florentin Flowers, subito acclamata dal mondo della moda. E infatti il giovane Gianni Versace non perde tempo e incomincia a collaborare anche con altri prestigiosi brand come De Parisini, Calgan, Jenny, Piblas, che deve proprio all'allora ventenne Gianni Versace il suo successo. Gianni entra subito nelle grazie della stampa e del mondo della moda. Infatti, grazie ai suoi design che riescono a intersecare elementi completamente diversi tra loro, riesce a creare dei design che affascinano completamente, dall'anima visionaria, ma completamente sfacciati. In seguito, aiutato dal fratello Santo Versace, Gianni fonda la Gianni Versace SpA ed ecco che inizia la loro scalata nel mondo dell'haute couture. Now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Infatti, questa testa di Medusa non fu scelta a caso, ma Gianni Versace rimase davvero impressionato da una testa di Medusa che fu ritrovata in degli scavi a Reggio Calabria, la sua città natale. Rimase così affascinato dalla storia di questa donna mitologica che ne fece il suo simbolo e la sua firma. Con lui sono nate le top model più importanti della storia, come Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christine Turlington, Carla Bruni e Claudia Schiffer. Loro sono prima di tutto amiche per Gianni Versace e poi modelle. Infatti lui non vede più la modella come solamente un'indossatrice, ma soprattutto come una donna vera, una persona vera, e cerca di far uscire tutto il loro potenziale di donna. Gianni Versace capisce che per la Maison non è importante solo la passerella, ma anche creare delle campagne pubblicitarie molto efficaci ed inizia a collaborare con i più grandi fotografi. Collaborò con Helmut Newton e soprattutto con Richard Avedon.
Come dimenticare gli scatti di quest'ultimo fotografo che crearono un vero e proprio scompiglio. Infatti la moda, grazie ai suoi scatti per Versace, non venne più vista come solo e semplicemente un catalogo di capi o di design, ma come vera e propria pura arte. Come è impossibile pensare agli anni '80 senza gli aderentissimi fusoni iperpigmentati, oppure alle stampe di Andy Warhol, oppure alla seta dai motivi a scacchi. Gianni rischiò molto all'epoca con queste passerelle così audaci, ma in realtà venne subito premiato dalla critica perché videro nei suoi design una vera e propria ricerca artistica. Infatti Gianni non lasciava nulla al caso. Ogni colore, ogni pattern, ogni mix di tessuto era studiato. In quegli anni veste anche personaggi molto famosi, che poi sono anche i suoi amici, come la principessa Diana, Elton John, Michael Jackson. E inoltre il brand sfonda negli Stati Uniti, diventando famosissimo. Intanto il rapporto con la sorella Donatella si fa sempre più stretto e Gianni le chiede spesso di trasferirsi a Milano, ma lei studia lingue e letterature all'Università di Firenze e la loro madre non vuole assolutamente che le lasci gli studi. Quindi Donatella riesce a dividersi tra i due mondi, mettiamola così. Durante la settimana studia e fa gli esami a Firenze per poi spostarsi nel weekend a Milano dal fratello per aiutarlo nei suoi design e nelle sue nuove creazioni. Una volta laureata, Donatella decide di trasferirsi a Milano con Gianni e lì il fratello le affida la linea Versus, ovvero la linea giovane del brand. Lei non è solo la sorella, lei è la musa, è la consigliera di Gianni, è colei che lo supporta nei momenti di dubbio. Infatti, in quel momento storico, Gianni vuole osare di più, ma è incerto. Grazie a Donatella riesce a mostrare tutto il suo potenziale e crea la collezione autunno-inverno del 1992-93, collezione rimasta alla storia con il nome di collezione Bondage. In questa collezione che lui osa mixando pizzo e pelle, borchie e cristalli Swarovski. Tutto è super audace e sarà proprio Donatella Versace ad indossare uno dei vestiti di questa collezione al Met Gala del 1992, rendendolo l'outfit più audace degli anni 90. Ma gli anni 90 non finiscono di stupire per Versace o con Versace. Infatti un altro evento incorona un altro vestito di questa Maison come uno dei capi più iconici di tutti i tempi. Questo vestito fu indossato da Elizabeth Hurley durante la premiere dell'11 maggio del 1994 di Quattro matrimoni e un funerale. Chi non ricorda questo film stupendo? Lei accompagnava l'allora compagno Hugh Grant. Loro due non erano ancora molto conosciuti come attori e quindi Elizabeth Hurley stava cercando un vestito da indossare. Questa è una storia molto carina. Infatti nessuno dei brand famosi dell'epoca volle prestarle uno dei suoi capi, non essendo lei una grande artista o una grande attrice ancora. E quindi lei, sconsolata, andò da Versace a Londra e chiese se potevano prestarle un capo. Gianni Versace, che guardava oltre alla figura, ma guardava direttamente alla donna, diede ad Hurley il Safety Pin Dress. E chi se lo scorda? Uno dei vestiti più provocatori che finora nessuna attrice aveva mai usato così tante scollature o
metri di pelle lasciati fuori come in quel Safety Pin Dance l'11 maggio del 1994 sul red carpet di 4 matrimoni e un funerale. Fu la prima volta che una donna osava così tanto su un red carpet e quel giorno, l'11 maggio del 1994, il mondo del fashion cambiò. Effettivamente, se non ci fosse stato questo evento e non ci fosse stato il Safety Pin Dress, probabilmente non avremmo i design che conosciamo noi oggi. E fu così che la testa di Medusa, le stampe barocche e l'arte pop divennero il simbolo delle donne forti, di coloro che devono lasciare un segno. Gianni Versace, ancora una volta, era riuscito ad andare oltre e a rendere l'arte moda e la moda arte. Oltre che portare avanti le sue collezioni, Gianni Versace collaborò a lungo anche con il Teatro alla Scala di Milano, confezionando per loro abiti per opere teatrali, balletti e opere liriche. Gianni Versace, oltre ad essere uno stilista, era anche un grande estimatore d'arte, famoso per le sue collezioni che arredavano le sue immense sparsose ville in giro per il mondo. Nel 1992 Gianni Versace decide di trasferirsi nella sua megavilla di Miami, famosa per il grande mosaico sul pavimento della piscina che raffigura la testa di Medusa. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. E fu proprio all'ingresso della sua villa di Miami che Gianni Versace, il 15 luglio 1997, perse la vita per mano di Andrew Cunanan. Il killer fu ritrovato qualche giorno dopo senza vita e ancora oggi le cause di questo omicidio sono del tutto sconosciute. Dopo la sua morte, la direzione artistica della Maison passò alla sorella Donatella, che ereditò anche il 20% dell'azienda. Il 30% rimase al fratello Santo come in precedenza e ben il 50% andò in eredità all'amata nipote e figlia di Donatella Allegra Beck, all'epoca ancora undicenne. La Maison Versace è provata, ma riesce ancora a tracciare le sorti della moda. È il 2000, J.Lo è ancora agli inizi della sua carriera, ma accompagna il suo compagno di allora, Puff Daddy, ai Grammy Awards. Ed ecco che a quell'evento mostrerà il jungle dress, il vestito icona della Maison Versace. E anche se J.Lo, Jennifer Lopez per chi non lo sapesse, non vinse nessun Grammy, le prime pagine dei giornali del giorno dopo furono solo per lei. Ancora una volta Versace diventa il simbolo delle donne forti, delle donne del nuovo millennio. Jennifer Lopez era solo l'accompagnatrice del rapper Puff Daddy, ma lei diventa l'icona, lei diventa la protagonista di quel momento. Gli occhi di tutti all'evento dei Grammy Awards sono solo per lei. Lei offusca tutto il resto, proprio come la donna del nuovo millennio sa di essere la vera protagonista della propria vita. Versace in questo evento non cambia solo le sorti della moda e della visione della donna nella moda, ma anche il mondo di internet. Ebbene sì, perché fu tanto lo scalpore di Jennifer Lopez con il jungle dress che tutte le persone volevano vedere foto di questo vestito. Tanto lo cercarono su internet
che proprio grazie a questa immensa ricerca, questa immensa curiosità, Google decise di creare la nuova ricerca per immagini. Eh sì, Google Immagini è nato grazie a Versace, grazie a Jennifer Lopez e soprattutto grazie alla curiosità per il jungle dress. Ma inizia un periodo davvero buio e triste per la Maison Versace. Donatella, forse non superando mai del tutto il lutto del fratello e avendo varie problematiche, incomincia a lasciarsi andare e il brand ne risente. Donatella inizia a fare pesante uso di droghe e nel 2004 Versace arriva sul lastrico. È il 2005 e sono proprio la figlia Allegra e il suo caro amico Elton John che il giorno del compleanno di 18 anni della figlia decidono di metterla in un angolo e di costringerla a disintossicarsi. Fortunatamente, grazie alla figlia e all'amico Elton John, Donatella riuscì a andare in un rehab e a disintossicarsi e vincere contro la droga. Intanto Allegra decide di affidare la Maison nelle mani di un amministratore esterno, Giancarlo Di Risio, che grazie alla sua scelta di rendere i design della Maison più soft e ampliare la scelta degli accessori, riesce a portarla fuori dalla bancarotta. Nel 2005 finalmente Versace inizia a riprendersi. Ma il rilancio della Maison non è affatto semplice. Vengono fatti dei grossi investimenti nel campo pubblicitario. Infatti, per Donatella, che intanto è rientrata, è importantissimo creare un rapporto con il pubblico tramite i volti di celebrities e di artisti. Vengono quindi usati volti come quelli di Madonna, Patrick Dempsey, Christina Aguilera e Elle Berry. La Maison cercherà delle nuove leve e chiamerà Warren Davis per curare la sua linea uomo e Kinder Agugini per invece guidare la linea giovani. L'azienda diversificherà inoltre anche con altre due linee, la prima per arredamento di interni extra lusso e la seconda come hotel a 5 stelle, la Palazzo Versace Luxury Hotel. Nel 2008 Versace decide di ingrandirsi in Cina, dove apre ben 20 boutique monomarca. Sempre nel 2008 inizia così a riguadagnare terreno nel mercato. Nel 2009 l'amministratore Giancarlo Di Risio lascia il posto ad una nuova amministrazione, quella di Gian Giacomo Ferraris. Ferraris favorirà una politica di tagli dei costi e ridurrà gli investimenti della Maison. Inoltre favorirà collaborazioni storiche come quella di Versace ed H&M, colosso del fast fashion del 2011. Nel 2019 Versace entra a far parte del gruppo Capri Holdings insieme a Michael Kors e Jimmy Choo. Da quel momento il brand conosce una nuova epoca d'oro, fatta di collezioni iconiche e bellissime e collaborazioni che hanno fatto la storia della moda, come quella con Fendi del 2021, rinominata Fendace. Ad oggi il marchio Versace conta svariate linee, tra cui Atelier Versace, che sarebbe la linea haute couture della Maison, e Versace Jeans, che nasce nel 2018 e prende il posto come linea giovani di Versus. Ma ora vediamo quali sono i design, i must have che bisogna avere nell'armadio se si ama Versace. Di sicuro non possono mancare capi choc con stampe animalier, stampe barocche oppure di colori molto accesi come il fucsia Versace, che noi tutti conosciamo benissimo. Assolutamente le décolleté platform Medusa che ci hanno fatto e continuano a farci impazzire, soprattutto nel colore fucsia Versace, e la linea di borse La Medusa con l'immancabile logo del brand. Spero che questo viaggio nella moda vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguite il canale Rica Film Italia, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e da Maria Bernadette Ferriello è tutto. Vi aspetto al prossimo video.